Benvenuti da Giovanni Lorenzano alla categoria Under 17 del torneo delle regioni, Girone B. Oggi si affrontano Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Siamo allo stadio Dottor Russo di Aragona. Le formazioni per il Veneto: Corrà in porta, poi Cherubin, Drigo, Gianeselli, Cordioli, Bolla, Mustafa, Nardo, Marizzon, Romanin, Rubinetto e Visentino. Per il Friuli-Venezia Giulia in porta Bettini, poi Basello, Bidoli, Chezza, Cimenti, Della Schiava, Fiorino, Guerra, Ittioni, Berardo e Volpatti. Si tratta di uno scontro diretto tra le due squadre, entrambe a pari punti, e si giocano dunque la prima posizione del girone B del torneo delle regioni. Torneo che si disputa in Sicilia, il girone B è il girone di Agrigento, Enna e Caltanissetta. Quindi siamo al Dottor Russo di Aragona, cittadina in provincia di Agrigento. Le squadre entrano in campo, sono pronte per disputare questa partita, per questa kermesse che vede i migliori talenti d'Italia, di tutte le rappresentative regionali, pronti per l'inno d'Italia. Benvenuti alla terza giornata della categoria del 17 del girone B del torneo delle regioni. Per il Veneto, Gorrà, Cherubin, Drigo, Gianeselli, Cordioli, Bolla, Mustafa, Nardo, Panizzoni, Giovanini, Rubinetto e Besantini. Per il Friuli-Venezia Giulia, Bettini, Basello, Bidoli, Chezza, Cimenti, Della Schiava, Fiorino, Guerra, Pizzioni, Berardo, Volpatti. Buon affinamento a tutti. Tutto pronto dunque per questa terza giornata dell'Under 17 del torneo delle regioni. Siamo alla 61esima edizione di questa manifestazione che ospita i migliori talenti d'Italia. Le squadre sono prontissime per entrare in campo con il classico saluto. Adesso il Friuli-Venezia Giulia si racchiude per caricarsi, partita molto importante dato che entrambe le squadre sono a 6 punti e si giocano il primo posto del girone. Ricordiamo che in ogni girone passa la prima in classifica alle fasi finali e le 3 migliori terze. Il Friuli-Venezia Giulia con la maglietta blu, mentre il Veneto con la maglietta bianca sono pronte a disputare questa partita al Dottor Russo di Aragona, impianto che è stato rinnovato pochi anni fa, un impianto all'avanguardia che ospita le partite della S di Aragona, squadra di promozione che quest'anno ha raggiunto la salvezza in promozione.
il Veneto è pronto a battere, a iniziare questa partita. Il Friuli Venezia Giulia attacca da destra verso sinistra, mentre il Veneto da sinistra verso destra. Tutto è pronto per iniziare. L'arbitro guarda l'orologio ed ecco che fischia e inizia qui la partita Under 17 tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, con il Veneto che si porta avanti con il numero 17 Romanin porta avanti la palla per il numero 20, ma il Friuli Venezia Giulia è molto bravo a recuperare il pallone. E adesso il numero 19 del Friuli, Verardo, palla in avanti per il numero 16 Guerra, cross in mezzo del Veneto, spazia ottimamente la palla alla difesa del Veneto che è pronto a ripartire con un grandioso contropiede. Palla centrale però recuperata dal numero 8 Chezza del Friuli Venezia Giulia, che porta la palla in avanti con il 2 Basello. La palla va a finire in rimessa laterale. Pronto a battere il Veneto questa rimessa laterale, le squadre hanno iniziato subito in maniera molto forte. Stiamo parlando dell'Under 17, sono presenti dunque diversi talenti anche di categorie molto alte, si prospetta uno spettacolo eccezionale. Ancora il numero 5 Jacopo Cherubin che va via, attenzione, la palla rimane in campo, mette palla in mezzo, intercettata dal difensore del Friuli Venezia Giulia che porta la palla in avanti verso il numero 19 Berardo, che però viene anticipato dal capitano del Veneto Romanin. Pronta la rimessa laterale a favore del Veneto, battono, però perde la palla ancora il numero 20 del Veneto Visentin per Romanin, attenzione, mette la palla in mezzo a Drigo ma sbaglia, ma rinvia il Friuli Venezia Giulia e può ripartire dunque il Veneto con il numero 10 Cordioli per il portiere Corrà, che con calma gestisce la sfera ed è pronto a rinviare, rinvia verso l'attaccante, verso Mustafa. Mustafa perde però il pallone, che torna a disposizione del portiere Bettin, che rinvia la palla per il suo compagno, sbaglia però la palla ritorna dopo una serie di rimpalli verso Bettin, portiere del Friuli Venezia Giulia, Matteo Bettin, classe 2008, che proviene dal Chions. Ancora il Friuli Venezia Giulia cerca di partire dal basso con una manovra che parte da Cimenti per il suo compagno che porta la palla in avanti, l'inserimento da parte del 19 Verardo controlla la palla, Verardo però bravissimo il capitano Romanin, ancora va il Friuli Venezia Giulia, torna all'indietro con Pittioni che la passa al compagno, scambio tra difensori centrali. Adesso la sventagliata da parte del difensore per l'esterno Basello, ma la palla va tra le braccia del portiere Corrà. Dal punto di vista tecnico ovviamente il livello è altissimo, lo si è notato anche da questo lancio. Adesso le squadre stanno tentando di studiarsi tra loro, prendere le misure. La posta in palio è molto alta. Il rinvio da parte del portiere del Veneto, allora la palla per il Veneto che cerca di attaccare con Visentin, la palla verso l'esterno con il tiro da parte di Cherubin, che però la palla torna a disposizione del Veneto con il rinvio da parte del Friuli che cerca di uscire. Ancora il numero 20 Volpatti va via, la bellissima palla di esterno verso il suo compagno, tira la palla in avanti Basello viene contrastato in maniera ottima da Cherubin, conquistando la rimessa laterale, anzi scusate, il calcio d'angolo sarà a favore del Friuli Venezia Giulia, battuto da Christopher Cimenti da Donatello, classe 2008, che è pronto alla battuta di questo calcio d'angolo, opportunità ghiotta per andare in avanti con le palle inattive che hanno sbloccato i match precedenti dell'Under 25, dell'Under 15. Palla in mezzo, va con il colpo di testa e il gol! Ha segnato il Friuli Venezia Giulia
con il numero 14 ha segnato Fiorino, Alberto Fiorino è andato in gol su palla inattiva, gol piuttosto rocambolesco con un'ottima palla e mezzo messa dal calciatore friulano e la rete è siglata da Fiorino. La sblocca subito dunque il Friuli Venezia Giulia, che attualmente sarebbe primo in classifica nel girone B dell'Under 17 del torneo delle regioni. Dunque la partita è iniziata subito con un gol e il Veneto è pronto a fare ripartire il gioco. Ancora il numero 17 Romanin. Romanin si destreggia, la dà a Mustafa. Mustafa per vie centrali, la palla va a finire verso il numero 17 Romanin la mette in mezzo, occasione blocca e la parata straordinaria di Bettin. Bettin salva il punteggio con un'ottima parata, ma anche un errore da parte dell'attaccante del Veneto che poteva andare in maniera più decisa sul pallone e quindi il risultato è sempre di 1-0 per il Friuli Venezia Giulia, ma la partita è veramente straordinaria con già un gol e una chiarissima occasione da rete da parte del Friuli Venezia, da parte del Veneto, che ha tentato di pareggiare, però si è opposto Bettin, portiere classe 2008. Adesso la palla è a disposizione del portiere del Veneto Corrà, viene dalla squadra del Mestre, cittadina veneta, che disputa il campionato Serie D. Ancora il numero 19 del Veneto, va avanti la squadra allenata da Rossetto, che cerca di ripartire dal basso. Ancora il Friuli Venezia Giulia riesce a contrastare, palla rinviata, scontro di gioco e protezione di palla da parte del calciatore del Veneto, che però manda la palla in rimessa laterale. Dunque la partita si fa già subito molto interessante con la partita che è stata sbloccata da Fiorino su palla inattiva, sul calcio d'angolo. Tenta la giocata, il cambio di gioco il calciatore Veneto, però non riuscita, dunque ci sarà la rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia, con il proprio numero 18 Pittioni incaricato della battuta della rimessa. La formazione di Randone si è portata subito avanti e tenta il raddoppio, ma il Veneto combatte. Il numero 20 verso la palla Volpatti, tenta di conquistare la palla, ma è bravissimo il difensore del Friuli Venezia Giulia. Allora l'anticipo da parte di Berardo. Attenzione, il Veneto va per vie centrali, sbaglia però, ecco l'occasione per il numero 16 Guerra per il numero 20 Volpatti, la palla per Berardo, la palla in mezzo, spazzata via dalla difesa del Veneto, ma si fa avanti ancora il Friuli Venezia Giulia, che per adesso sembra averne di più. Palla all'indietro per Chiezza per Pittioni va da Berardo sbaglia però, riconquista la palla Mustafa riconquista un fallo laterale con un contrasto deciso da parte del numero 19 Berardo, con il Friuli Venezia Giulia che è partito a razzo, ma con un'ottima azione il Veneto ha avuto una grossissima occasione. I tifosi fanno il proprio dovere. Ancora il numero 4 del Friuli che tenta la giocata, ma la palla è in avanti da parte del Veneto con dei contrasti che avvengono a centrocampo. Ancora la palla per Mustafa vuole controllare il pallone ma sbaglia, con l'ottimo intervento da parte del calciatore Veneto. Ancora la sventagliata, la scivolata morbida con il fuorigioco segnalato da parte del guardaline, e la formazione di mister Randon che è ancora avanti per 1-0. Adesso la punizione è a favore del Veneto, che ha tentato di pareggiare la partita dopo un'iniziale partenza fortissima da parte del Friuli Venezia Giulia. Quindi la palla va in avanti con Visentin che non riesce ad agganciare la palla. Ancora il rinvio, però l'anticipo del difensore veneto, il Romanin, ma ne conquista la palla Cimenti riesce ad andare via con il numero 4, sbaglia, quindi la palla a disposizione del numero 5 che sbaglia da parte di
Cherubin, che ha tentato il passaggio tra le linee per il suo attaccante Visentin, che però non raggiunge il pallone. Intercettata la palla da parte del calciatore del Veneto, da parte del numero 7 di Rigo, sarà rimessa laterale a favore del Friuli Venezia Giulia con l'incaricato Pittioni, che dà la palla verso Volpatti. Volpatti mantiene la palla, va in mezzo, cerca di inserirsi subito Berardo riesce a colpirlo di testa ancora per il suo compagno, rinvio da parte del Veneto, e allora Visentini perde la palla però ancora Bidoli. C'è l'esterno tenta la giocata incredibile per Guerra, che viene contrastato, riesce a tirare la parata da parte di Corrà. Si fa vivo il Friuli Venezia Giulia in fase offensiva per tentare questo raddoppio, che varrebbe una fetta importante della qualificazione verso le fasi finali. Entrambe le squadre sono a 6 punti, la vittoria quindi sarebbe fondamentale per non rischiare di non passare il turno, dato che soltanto le prime 3 seconde migliori riusciranno a qualificarsi. Ancora il Friuli Venezia Giulia con l'offensiva, però riesce a conquistare la palla il numero 19 del Veneto, Tessariol. Ancora il Veneto riparte dal basso, sempre con Tessariol. Porta la palla avanti per il centrocampista, ancora Tessariol, si guarda intorno, la sventagliata per Romanin, però un anticipo egregio da parte di Pittioni va via, corre, riesce a dare la palla, però c'è l'anticipo piuttosto semplice di Corrà che la rinvia nella metà campo avversaria. Ancora il numero 16 Guerra, combatte. Prendila! Il portiere Guolla ha subito la rete dell'1-0. Il secondo portiere del Veneto, Guolla, ha preso posto di Corrà. Adesso riparte il match con la rimessa laterale a favore del Veneto. È pronto Romanin con la rimessa laterale per tentare l'assalto, per riuscire a raggiungere questo pareggio. Ancora il Veneto con Rubinetto cerca di andare via per il numero 17 Romanin in possesso del pallone, sventagliata da parte del Veneto. Si difende molto bene il Friuli Venezia Giulia. Ancora Rigo sbaglia, ancora il Friuli Venezia Giulia con Berardo va in velocità, il numero 20 Volpatti va verso l'esterno, tenterà il cross che gli riesce a conquistare il calcio d'angolo. Tutto pronto per il calcio d'angolo. Il primo gol è stato segnato proprio dopo un calcio d'angolo da parte di Fiorino, con un gol sul ribattuto da parte di Fiorino. Adesso è pronto il numero 10 Cimenti a ribattere un altro calcio d'angolo. Tutta la palla in mezzo, mischia, riesce il Veneto a spazzare via il pallone e a ripartire. Rincorre la palla Volpatti, ma il difensore Veneto è in netto anticipo. Ancora sbaglia il difensore Veneto, ancora il numero 20 Visentino la mette in mezzo, riesce a spazzare il numero 16. I tifosi contestano dicendo che la palla fosse uscita fuori, così non è per l'arbitro che ha portato avanti l'azione. Ed ecco il calcio d'angolo a favore del Veneto con l'incaricato Cherubin che lo batterà.
metterà la palla in mezzo con una diversa mischia, marcatura a zona per il Friuli Venezia Giulia, palla in mezzo, il portiere però ci arriva, Bettin spedisce la palla in un fallo laterale a favore del Veneto, che sta tentando il tutto per tutto per raggiungere un pareggio che sarebbe del tutto positivo per la compagine veneta, che ha pari punti con il Friuli Venezia Giulia. Ancora il Veneto, la palla è nella disponibilità però di Bettin, che fa rifiatare i propri compagni dopo la fase offensiva del Veneto e riparte dal basso con i propri difensori che scambiano. Ancora il Veneto che si fa avanti con Bidoli per Chiezza per Bidoli. Diciamo che il Veneto lascia giocare dal basso il Friuli Venezia Giulia. Ancora Chiezza con la sventagliata meravigliosa per il proprio compagno che riesce a liberarsi. Ancora il passaggio all'interno per Volpatti riesce a girare la palla per Berardo riesce a superare, però contrastato ultimamente dal Veneto, parte il tiro da parte del numero 10 Cimenti, perché per non rischiare manda la palla in rinvio dal fondo. Col portiere Guolla pronto a far ripartire l'offensiva del Veneto. Ancora Guolla, scambia verso il suo compagno che rinvia, tentando di trovare Mustafa. Ancora Visentini, va avanti Visentin, punta l'avversario, ancora Visentini la mette in mezzo, rinvio, la spazza il difensore del Friuli Venezia Giulia, fallo da parte del numero 20 Volpatti, che spinge troppo, e dunque riparte il Veneto con Tessareoli per Guolla dà la palla al proprio esterno. Ancora il Veneto tenta l'offensiva con il cross tentato ma non riuscito, con il calcio d'angolo a favore del Veneto, che avrà un'altra occasione su palla inattiva che ha sbloccato questo match. 1-0 per il Friuli Venezia Giulia in questa partita Under 17 del Torneo delle Regioni Gironi B. Il Veneto adesso è pronto con la battuta del calcio d'angolo, palla in mezzo, riesce a spazzare il Friuli Venezia Giulia, la palla è ancora nelle disponibilità del Veneto con il proprio numero 17 Romanin, che è in procinto di battere la rimessa laterale. Ancora Mustafa va via, incredibile! E riesce a spazzare il difensore del Friuli Venezia Giulia, vicinissimo di nuovo il Veneto al pareggio, e avrà un'altra occasione adesso con il calcio d'angolo, sempre Cherubin a battere questo calcio d'angolo. Un'altra occasione da parte del Veneto dopo quella dei primi minuti, in cui è stato molto bravo il portiere Bettin a contrastare l'offensiva dei Veneti. La palla in mezzo, una piccola incertezza da parte del portiere, che però riesce a bloccare la palla con Bettin. Bettin fa ripartire la propria squadra con il difensore Chiezza dal suo compagno, sempre partenza da basso da parte del Friuli, Cimenti di nuovo per il proprio compagno. Chiezza e Cimenti scambiano i due, con il Veneto che preferisce non pressare e far andare avanti la formazione friulana. Ancora lo scambio tra i due difensori, il numero 10 per Chiezza, che cerca l'inserimento da parte del suo compagno, riesce il numero 10 Cordioli del Veneto a passarla con un colpo di testa al portiere Guolla, che fa ripartire la propria squadra. Ancora con Rubinetto per il proprio compagno, molto bravo Fiorino ad anticipare
Il calciatore veneto riparte con la rimessa laterale. Ancora rinvio da parte del Fluminense 2 senza indugio da parte del proprio difensore, e rispedisce la palla verso i piedi di Guolla. Guolla che gestisce la palla, la dà il suo compagno Cordioli. Cordioli per vie centrali, l'anticipo da parte di Chezza. Chezza vede il portiere fuori dai pali, intenta il tiro con coraggio, la palla finisce alta. Molto bravo Chezza qui con un anticipo prodigioso, poi con un tiro che non finisce troppo alto rispetto ai pali. Ancora il Veneto tenta l'offensiva con il colpo di testa da parte del difensore del Friuli, palla in avanti, anticipo da parte dei calciatori veneti, sono pronti a ripartire con una nuova azione. Cordioli per Drigo porta in avanti la palla, vede l'inserimento da parte del suo compagno che riesce, però il numero 13 della Schiava riesce a contrastare l'offensiva veneta e dunque si ripartirà con un rinvio da fondo da parte del portiere Bettigno. Partenza sempre dal basso da parte del Fluminense Giulia, che con questo stile di gioco cerca di scardinare la difesa veneta, solitamente con un inserimento da parte degli esterni. Avanza il difensore, questa volta va per via centrale, con il colpo di testa da parte del numero 20, però anticipo da parte di Verardo, che la dà avanti ma perde il pallone. Ancora il Fluminense Giulia, con l'anticipo da parte del Veneto che sbaglia però, ma riconquista la palla il calciatore veneto. Bravissimo, Che la dà al numero 19 per il... con la palla che finisce in fallo laterale. Il Friuli si sta difendendo con le unghie e con i denti. E adesso il numero 17 Romanin è prontissimo a battere questa rimessa laterale. Palla in avanti per Mustafa. Protezione di palla da parte del numero 18 Pittioni, che spedisce la palla in fallo laterale. In aria! Adesso Romanin è incaricato della battuta del fallo laterale, cercherà di batterla in mezzo un po' come faceva Maicon nell'Inter con la sua rimessa lunga. La palla viene di nuovo ripresa a Romanin che tenta un cross in mezzo, però Bettini la blocca. Classico scambio tra difensore e portiere con il Friuli che tenta l'avanzata dalla propria difesa. Ancora palla per Chezza. Chezza cerca di avanzare, cerca l'inserimento, però non c'è nessuno e dunque Guolla alla palla tra i piedi. Rinvio da parte di Guolla, colpo di testa da parte della difesa veneta. Ancora insiste il Veneto, riesce a conquistare però Chezza il fallo laterale a suo favore, con un contrasto molto deciso. Partita molto combattuta tra le due compagini, partita anche molto equilibrata, con il Friuli che si è portato avanti con il gol da calcio d'angolo dopo una ribattuta a calcio d'angolo di Fiorino, classe 2008. Rimessa a favore del Veneto, combattono i calciatori, prende un colpo in testa a Drigo del Veneto, che però si riprende quasi subito. Pittioni si appresta a battere la rimessa laterale a favore del Fluminense Giulia, spinge il capitano del Veneto Romanin e dunque punizione a favore del Fluminense Giulia, che conquista diversi metri di campo e rifiata per portare avanti il proprio vantaggio per 1-0. Incaricato della battuta Cimenti, con le varie marcature che vi sono in area, due uomini in barriera. Cimenti è pronto per la battuta, metterà sicuramente una palla in mezzo
velenosa, come ha dimostrato con il suo piede. Battuta di Cimenti che però sbaglia e riesce a rinviare la palla, a buttarla addosso a Drigo, quindi Cimenti conquista un palo laterale, battuto adesso da Pittioni che cerca qualche compagno. Colpo di testa da parte del numero 20, ancora il Veneto in fase confusa, riesce a uscirne Veneto a Mustafa, lascia proseguire l'arbitro con il numero 20 che Visentin che sbaglia la sponda, quindi ci sarà un'altra rimessa laterale a favore del Venezia Giulia. Batte il Venezia Giulia, ancora colpo di testa, rinvia il difensore Veneto, guadagna metri di campo la formazione friulana che tenta di raddoppiare dopo il vantaggio per 1-0. Ancora Pittioni che cerca il suo compagno che riesce a conquistare un calcio d'angolo. Calcio d'angolo che in questa giornata sono stati protagonisti assoluti, dato che praticamente tutti i gol sono stati segnati dopo un calcio d'angolo con una serie di ribattute, quindi c'è da stare molto attenti anche per la battuta di Cimenti, pronto alla battuta con le due formazioni che si dispongono al ridosso dell'area. Rasoterra per Cimenti, bravissimo Cimenti con un'idea, con uno schema pensato sicuramente in allenamento. La ribattuta però è ottima da parte della difesa veneta, un altro tentativo adesso su calcio d'angolo, ancora Cimenti, batte, stavolta mette la palla in mezzo ed è l'ennesimo calcio d'angolo, terzo angolo di fila per la compagine friulana, con Cimenti di nuovo che posiziona il pallone nella bandierina dello stadio Totò Russo di Aragona. Ancora Cimenti per il terzo angolo di fila, cross in mezzo di nuovo basso, riesce a rinviare, questa volta però il Friuli guadagna una rimessa laterale. Nel corso di questo primo tempo ci sono state diverse occasioni per il Veneto per pareggiare questa partita e le due squadre si stanno facendo battaglia. Ingenuo però. Diciamo, i tifosi contestano le scelte arbitrali, lo stadio è decisamente pieno di spettatori, non solo locali ma provenienti da entrambe le regioni. Ne sarà felice la città di Aragona e i suoi ristoranti. Rinvio da parte della difesa friulana con il difensore, con il capitano del Veneto Romanin pronto alla battuta per tentare l'assalto, per tentare il pareggio. Anticipo da parte del difensore friulano, scontro di gioco, adesso combattono i calciatori veneti e friulani con il numero 20 Volpatti. Una fase molto confusa del match, possiamo dire, con i giocatori che stanno dando battaglia, stanno facendo notare l'importanza del torneo che stanno disputando. Un torneo molto importante, la 61esima edizione di questo torneo delle regioni. Ancora il Friuli che tenta l'assalto, rischia di farsi rimane tra di loro, però riparte il Veneto, rinvio da parte del Monotto Chezza che spedisce tutto, spedisce il pallone verso il fondolina, quindi riparte il Veneto dalla propria difesa, sempre a cercare il proprio attaccante, conquista la palla
Verardo, attenzione, sbaglio da parte del difensore del Veneto, ancora Romanin, scontro ma si prosegue, riconquista la palla il Friuli con Verardo, fischio dell'arbitro, fallo a favore del Friuli Venezia Giulia, contestato dai tifosi veneti, molto presenti qui allo stadio Totò Russo. Adesso pronto alla battuta, solito Chezza, palla verso l'aria, attenzione, Cherubin si va avanti, forse è troppo frettoloso, tenta di passarla tra le linee al proprio compagno ma perde il possesso del pallone del Veneto e riparte la salutazione dal basso del Friuli Venezia Giulia con lo scambio tra Chezza e Bidoli, ancora Bidoli, palla centrale, sbaglia il calciatore del Veneto, Romanin copre senza indugi, come facevano i calciatori degli anni 80 come Bergomi, anche se adesso ai difensori si richiede una tecnica maggiore. Qui senza indugio, ogni tanto è bene spazzare così il pallone, anche perché il pressing da parte del Friuli Venezia Giulia è piuttosto importante. La partita sta per riprendere dopo che il pallone è andato via, è stato ripreso dal calciatore del Friuli che batte la rimessa laterale. Il cross in mezzo con la sponda, Bidoli, attenzione, perde la sfera, rinvia il Veneto con Visentin che tenta di raggiungere la sfera, viene contrastato dal proprio avversario e il Friuli Venezia Giulia conquista questa rimessa laterale. In vantaggio per 1-0 la compagine friulana. Scontro a centrocampo, palla per Verardo, attenzione, cerca di smarcarsi, viene anticipato però, è palla per Mustafa che la riconquista, allarga la palla per il proprio attaccante, ancora Mustafa, riconquista il pallone, scontro a centrocampo, colpo di testa, fischia l'arbitro, un fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi minuti abbiamo visto una fase molto confusa del match, con degli scontri di gioco, forse la partita si è un po' innervosita, soprattutto verso il Veneto, e quindi il Friuli ne sta approfittando. Si è un po' bloccata tatticamente la partita e quindi nessuna occasione negli ultimi minuti, dopo aver visto subito un gol nei primissimi minuti e 2 occasioni importanti per la formazione veneta. 1-0 per il Friuli Venezia Giulia. Palla in mezzo, sventata dalla formazione veneta, ancora il Friuli Venezia Giulia tenta di attaccare, rimessa laterale a favore del Veneto, sta per spuntare un po' di sole qui ad Aragona. Comunque la terza partita in 3 giorni per le squadre e quindi la stanchezza. È la terza partita in 3 giorni per le 2 compagini, quindi la stanchezza sicuramente si farà sentire. Peggio dell'Inter da 3 partite. Sappiamo che adesso le squadre devono affrontare diverse partite anche per gli adulti, a maggior ragione per gli under 17 che stanno facendo notare il proprio talento. Ancora il Friuli Venezia Giulia sta cercando di attaccare, tentano uno scambio di calciatori, ancora Mustafa riesce a conquistare la palla, la protegge ma la perde di nuovo, ma l'arbitro fischia un fallo a favore di Romanin, il capitano. Adesso è a terra, ma si rialza subito. Cercano di riprendere le energie i calciatori. Sicuramente questo tipo di partita va a favore del Friuli che è in vantaggio, però il Veneto tenta adesso con una serie di scambi
a scardinare la tattica del Friuli Venezia Giulia, palla per Romanin, il capitano la dà al suo compagno ancora, Romanin per Drigo, ancora Mustafa, a centrocampo. la dà al suo compagno Rubinetto, sventagliata eccezionale di Rubinetto, riesce a controllare il calciatore del Veneto, però la palla torna a disposizione del numero 2 Basello, che la dà in mezzo per Guerra, non riesce ad andare avanti e allora il Veneto è prontissimo a ripartire con una nuova azione offensiva. Ancora riparte dal basso il Veneto con il proprio difensore, palla a centrocampo per Rubinetto che la dà in mezzo, riesce a prendere posizione il numero 18 del Friuli che protegge ottimamente la palla. Pittioni riesce a conquistare fallo. Mi schieravo un pochino per tornati, sui picciotti che guadagnano il Qui a Aragona inizia a spuntare il sole con la partita che va avanti con rinvio di Bettin, fase piuttosto confusa del match, ancora palla a centrocampo per il Veneto lo capivo, ti fare pure. Cherubin, c'è la sola posizione da parte del suo compagno, ancora Cherubin la mette in mezzo, riesce a sventare Pittioni con Mustafa che aveva tentato di intervenire, però Aspettavo il portiere adesso Bettin è pronto a rinviare. Che tempo aveva? Piove? Sta spuntando il sole qui ad Aragona. Essendo in Sicilia ci aspettiamo il sole. Settimana piovosa. Giornata un po' uggiosa. Sì, esatto, una giornata un po' uggiosa come mi suggeriscono. Ancora il Friuli Venezia Giulia con il suo attacco. Guarda prima di tirare. La palla va sempre avanti, difficilmente negli ultimi minuti abbiamo visto delle azioni manovrate. Qui vicino c'è un campo da padel, magari. Però i ragazzi sono molto stanchi, data che è la terza partita. Si vede la propria stanchezza dopo un inizio molto forte in entrambe le compagini. Giustamente i calciatori stanno soffrendo la stanchezza, però vanno avanti ancora con il Friuli Venezia Giulia, con Cimenti che dà la palla a Chezza. Chezza si guarda intorno, ridà la palla a Bidoli, ancora per Volpatti, palla indietro per il difensore che si guarda intorno, la ridà a Chezza, la palla per Bidoli, ancora il Friuli Venezia Giulia che si affaccia verso la fase offensiva e torna indietro con il palleggio che va sicuramente a suo favore, con la sventagliata però sbagliata da parte del solito Chezza. Il Friuli sta controllando molto bene il proprio vantaggio a discapito dello spettacolo, però il calcio è anche questo, saper controllare le fasi della partita. Ancora il Friuli Venezia Giulia con l'attacco sventato da parte della difesa veneta che tenta di andare avanti, la palla verso Mustafa, però viene contrastata, ancora il difensore del Veneto verso Romanin, il capitano la porta avanti con un fallo molto brutto da parte del giocatore del Friuli Venezia Giulia che si becca il giallo. Cimenti viene ammonito e dovrà stare molto attento d'ora in poi. I tifosi si fanno sentire. Al 10 dai. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione da parte di Tessariol.
Ancora Cordioli. Di nuovo per il suo compagno. Parte dal basso il Veneto. Ancora Cordioli. Riceve la palla. Si guarda intorno. I calciatori sono molto fermi però del Veneto. Le soluzioni sono molto poche. Però la palla è Drigo. Drigo la vuole mettere in mezzo con un bel pallone. Tenta la sponda, scivola però. Nardo la mette in mezzo. La palla ancora per il portiere del Friuli Venezia Giulia. Siamo agli sgoccioli del primo tempo. E fischia proprio l'arbitro avanti nel primo tempo. Primo tempo che è partito molto forte, poi una fase un po' più calma del match, ma adesso ci aspetterà il secondo tempo. Friuli Venezia Giulia 1, Veneto 0.
sta per iniziare il secondo tempo di Friuli Venezia Giulia Veneto Under 17 girone B con l'ingresso in campo di Oliver per il Friuli Venezia Giulia. Esce per il Veneto Pittioni, entra il numero 6 Bruni. Riprendiamo le ostilità. Tutto è pronto per il fischio inizio di questo secondo tempo con il Friuli Venezia Giulia che è in vantaggio con il gol del numero 14 Fiorino dopo una ribattuta di un calcio d'angolo, ed è tutto pronto allora con il Friuli Venezia Giulia che riparte da basso con Fiorino, autore del gol, sbaglia però il suo compagno al passaggio e dunque il Veneto è pronto a ripartire con Nardo che si appresta a battere la rimessa laterale. Ancora il Friuli Venezia Giulia a conquistare la palla, a tentare di ripartire, ma c'è il pressing molto efficace da parte del numero 5 Cherubin che conquista il pallone laterale con Nardo che batte all'indietro verso il numero 16 Pit Panizzon. Ancora l'altro difensore centrale pronto a impostare, va la palla verso l'esterno, intercetta però Verardo e quindi si ripartirà con una rimessa laterale. Per il Veneto in cambio anche in porta con il numero di Agust che è subentrato a Bettin e con il ed ecco qui il Veneto che tenta di riacciuffare il pareggio, sbaglia però la sventagliata il calciatore del Veneto e ancora la rimessa laterale, sbaglia il colpo di testa, rinvia il Friuli Venezia Giulia che tenta la giocata, ancora il Friuli Venezia Giulia con il numero 9 Chitarro, subentrato nel corso di questo secondo tempo. Adesso palla per il Veneto con Guolla. Ancora il Veneto cerca di ripartire dal basso con il proprio difensore. Allora la palla verso l'esterno. Ancora indietro. Cerca di gestire il pallone, palla verso l'esterno. Cerca il fraseggio il Veneto con lo scambio tra Mustafa, la palla va verso la difesa con la sventagliata, il colpo di testa, tentando la sponda, ma c'è il rinvio da parte del Friuli Venezia Giulia. Ancora Mustafa, i tifosi contestano la scelta dell'arbitro di non assegnare il calcio di punizione a favore del Veneto, che sta tentando adesso di partire forte per riacciuffare il pareggio. Attualmente il primo in classifica sarebbe il Friuli Venezia Giulia con la possibile vittoria. Palla di nuovo in palla laterale. Bettin, il portiere del Friuli Venezia Giulia, protagonista di una parata nel corso del primo tempo che non ha permesso al Veneto di raggiungere il pareggio. Adesso il Veneto ritenta l'azione offensiva con Mustafa, bravissimo per Visentin, forse poteva tirare prima ma la palla va indietro verso il numero 14, ancora scambio per Cherubin che la mette in mezzo, colpo di testa sventando l'area. Ancora il Veneto che si affaccia con il cross in mezzo, ribattuto dalla difesa del Friuli. Il Veneto riesce a conquistare una rimessa laterale. Partito molto forte il Veneto alla ricerca del pareggio con il punteggio di 1-0 per il Friuli. Cross in mezzo del Veneto, spazza la palla
il Friuli Venezia Giulia con il numero 20 Volpatti che insegue la palla, non ci arriva e dunque ripartirà il Veneto con una rimessa laterale dalla sua difesa. Tenterà il forcing la formazione veneta che ha compiuto diversi cambi proprio per cercare di pareggiare questa partita valevole per la terza giornata dei gironi del torneo delle regioni. Ancora il Friuli Venezia Giulia controlla il numero 14 Fiorino, pronto a battere nella rimessa laterale. Ancora il numero 16 colpisce di testa il calciatore veneto, adesso prova ad andare in avanti con il numero 5 Cherubin, che però non riesce ad attuare la propria offensiva. I tifosi supportano la formazione veneta. Ancora il Veneto reclamano un fallo di mano calciatori del Friuli e ottengono la punizione con l'arbitro che fischia. Adesso sarà pronto il portiere friulano a battere questa punizione nella propria area difensiva. Ancora Friuli cerca di andare in avanti, colpo di testa da parte del Friuli Venezia Giulia, però controlla la palla Guolla che rinvia. Qui c'è un tifoso che si fa sentire molto, diciamo. Un tifoso friulano che si fa sentire con la sua voce molto forte. Ma riparte il Veneto tentando di riagguantare il pareggio. Con il vantaggio del Friuli è arrivato subito nel corso del primo tempo. Adesso ancora parte il Veneto dal basso con avanti, anticipo da parte del calciatore del Friuli Venezia Giulia. Ancora il Friuli Venezia Giulia corre col tentativo di raggiungere il pallone, ma si fa valere Guolla. Fa ripartire l'azione offensiva del Veneto, che riesce a portare avanti il pallone. Sovrapposizione da parte del capitano, che la passa indietro. E ancora il Veneto dal basso con il proprio esterno cerca di avanzare, si guarda intorno, la palla ancora indietro. Vediamo un ritmo lentissimo di questa partita, si riconferma ciò che abbiamo visto nella seconda parte del secondo tempo. Ancora il Veneto con la sventagliata da parte del suo difensore, rinvia un po' male, attenzione, la palla rimane lì, parte il tiro ma nulla da fare per Nardo, che ha tentato la conclusione. Era molto difficile coordinarsi con la palla che è arrivata con grossa velocità, però ci ha provato e adesso il Friuli Venezia Giulia riparte dal basso con la palla che arriva al proprio esterno, con Volpatti che controlla, non c'è nessun fallo. Ancora il Veneto cerca di scavalcare la difesa del Friuli Venezia Giulia. Ancora il Veneto con Cherubin tenta di superare il proprio avversario, ci riesce ottimamente una prima volta, la seconda volta no, con Fiorino, autore del gol dell'1-0, che si è opposto e ha guadagnato la rimessa laterale a favore della propria squadra. Batte Fiorin. Ancora il Veneto tenta l'avanzata, sbaglia il calciatore veneto, conquista però una rimessa laterale. I tifosi si fanno sentire, cercano di spronare, magari la partita si attiva un pochettino, però i calciatori sono giustamente stanchi. Ancora fallo da parte del numero 6 Veneto Darold, subentrato
nel corso del secondo tempo. Adesso altro cambio, esce per il Veneto, esce il numero 7 Grigo, entra il numero 11 Mognetti, classe 2008, che proviene dalla società Città di Bassano. Migliori talenti, possiamo apprezzare i migliori talenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia quest'oggi, che si stanno dando battaglia. Già la mezzala. Cambia la mezzala a sinistra a centrocampo e adesso il Veneto tenterà di raggiungere questo pareggio, finora è sperato, anche se ha avuto delle occasioni grosse nel primo tempo. Batte il Friuli Venezia Giulia tentando l'inserimento del proprio compagno, ma la palla va a finire fuori con l'ennesimo rinvio dal fondo. Perdonatemi, mi ho perso il conto, sono stati davvero tanti, con i lanci lunghi che hanno fatto da padrone in questa partita. Ricorda appunto la partita di ieri con 2-0-0 in Serie A. Ancora Mustafa non riesce a agguantare il pallone, bravissimo il difensore del Friuli Venezia Giulia. Adesso parte in contropiede del Friuli Venezia Giulia con la palla in mezzo, sbagliata però. E il numero 20 Volpatti non riesce a raggiungere il pallone. Il Veneto va con un altro lancio lungo a cercare la punta. Ancora il Friuli Venezia Giulia con lo scambio tentato, palla alta, colpo di testa. Adesso il Veneto può ripartire in maniera molto forte e molto veloce con il proprio capitano, con la palla in mezzo. Ancora l'inserimento, occasione ghiotta, parte il tiro, ribattuta dalla difesa friulana. Bravissimo il difensore del Veneto che riconquista la sfera. Ancora Cherubin la dà a Mognetti la mette in mezzo, anticipo, ottima diagonale da parte del difensore Chezza. Un'ottima azione da parte del Veneto, che adesso sta cercando di accelerare per raggiungere un pareggio. La scorsa partita nell'Under 15 c'è stato un pareggio per 1-1. Adesso un calcio d'angolo per il Veneto che sarà battuto da Cherubin dalla Città di Bassano. Palla in mezzo da parte di Cherubin. Ancora il Friuli Venezia Giulia tenta di spazzare via il pallone e ci riesce con il contropiede del numero 20 Volpatti del Friuli Venezia Giulia, che si destreggia benissimo con il pallone e riesce comunque a mandare la sfera verso l'altra parte. Ancora l'anticipo da parte del Veneto, ancora lo scambio con Darold, tenta l'anticipo però molto bravo l'autore del gol Fiorino, anche se la palla va a favore del Veneto che batterà con Nardo. Questa rimessa laterale. Ancora il Friuli Venezia Giulia tenta di spazzare il pallone, adesso una rimessa laterale sempre a favore del Veneto, che sta facendo uscire gli artigli, e il Friuli Venezia Giulia si sta difendendo fino ad ora in maniera ottima. La partita è molto più vivace con diversi cambi. Attenzione Mustafa, c'è stata un'occasione per il Veneto che però non è andata a buon fine. Le nuove forze fresche da parte di entrambe le squadre daranno magari una spinta propulsiva a questa partita, che ha avuto un inizio molto forte, ma le squadre devono anche riposare dopo tutte queste partite di fila. Ancora il Veneto con Visentin che tenta di conquistare la sfera, protegge la palla, riesce ad andare via in maniera ottima, mette la palla in mezzo, il tiro da parte di Mognetti, una deviazione che porta il Veneto a conquistare un altro calcio d'angolo, scusate, con Cherubin che è in procinto di battere nella bandierina dello stadio Totò Russo di Aragona. Ancora Cherubin si appresta a battere questo calcio d'angolo, palla in mezzo, colpo di testa tentato da parte del difensore del Veneto. Bravissima qui la difesa friulana a sventare questa occasione.
Adesso la palla è verso Guolla, ancora Guolla, va con rinvio, va a vuoto il difensore del Friuli ma non ci arriva. Mustafa, Samuel Mustafa, classe 2008. Adesso il Friuli Venezia Giulia pronto a rifiatare con una rimessa laterale, in vantaggio di 1-0. Ancora va lungolinea, la palla va lungolinea, però il guardalinee segnala che la palla è uscita. Si ripartirà dunque da una rimessa laterale a favore del Veneto. Ulteriore cambio pronto per il Veneto, esce il numero 20 Visentin ed entra il numero 3 Casanova. L'arbitro concede il cambio, entra il numero 3 Casanova, Semin Casanova, classe 2008 della società appartenenza di Dolomiti. Prende il posto del numero 20 Visentin, quindi cambio in attacco per la formazione veneta. Ancora il Friuli Venezia Giulia tenta l'offensiva, però si oppone il numero 19 Tessariol, quindi il Friuli Venezia Giulia se la prende comoda, guadagna del tempo essendo in vantaggio. Rimessa laterale, non ha la necessità di forzare, delle forze probabilmente, ma il Veneto invece tenta la giocata con un proprio calciatore, però il Friuli Venezia Giulia riconquista il pallone che riesce a passare, palla a centrocampo, cerca la sventagliata per Chittaro, che però non riesce a superare il proprio difensore e manda la palla verso la rimessa laterale. E ci sarà un altro cambio per il Friuli, esce il numero 10 Cimenti, protagonista di un'ottima partita, entra Brancati, Samuele Brancati. Cimenti che ha disputato un'ottima partita, adesso forze fresche anche per il Friuli Venezia Giulia. È pronto per la rimessa laterale Fiorino, autore del gol, palla in mezzo, rimessa lunga, riesce a spazzare la difesa veneta, invece no, parte il tiro di Guerra che ha tentato un colpo molto difficoltoso, è stato molto coraggioso, però non era facile. Riparte il Veneto, ancora con la classica partenza dal basso, ancora il numero 19 per il proprio compagno, pressa il Friuli Venezia Giulia con il proprio numero 20 Volpatti, anticipo poderoso della difesa del Friuli Venezia Giulia che adesso tenta la giocata con Chittaro, ancora per Volpatti la mette in mezzo, non ci ha creduto qui l'attaccante del Friuli Venezia Giulia che magari poteva tentare la spaccata, non ci ha creduto, però un'ottima giocata da parte di Volpatti. Altro cambio per il Veneto, esce il numero 5 Cherubin ed entra il numero 8 Fanocchi, Giovanni Fanocchi, da Longare, della società di Longare, classe 2008 anche lui. Altre forze fresche per il Veneto che tenterà l'assalto in questo secondo tempo per riuscire a conquistare il pareggio. Finora non abbiamo visto tiri nello specchio della porta nel corso di questo secondo tempo. C'è stata una bella occasione sventata dalla difesa friulana, però ancora il Veneto non è riuscito con decisione ad affacciarsi nell'area di rigore avversaria. Ancora il Veneto, con il Mustafa che richiede la rimessa laterale, ma sarà calcio d'angolo, no, sarà rimessa laterale per Nardo che si appresta a battere colpo di testa da parte del difensore friulano. Ancora Nardo ritenterà di battere
questa rimessa laterale, Mustafa. Casanova Kevin non riesce a controllare il pallone e quindi si ripartirà con un rinvio dal fondo. Controlla la partita il Friuli, che si sta difendendo in maniera ottima, devo dire. Adesso tenta di andare all'area avversaria, ma riconquista la palla del Veneto con Panocchi che tenta di passare il pallone al compagno Darold, ma la palla va fuori. Ennesima rimessa laterale che sarà battuta dall'autore del gol, Alberto Fiorino. Pronto a battere Alberto Fiorino nella corsia laterale, palla in avanti per Fiorino, ancora fase piuttosto confusa, ma riesce a spuntarla il calciatore veneto ed è fallo qui, gioco pericoloso da parte del numero 8 Fanocchi. A terra il calciatore friulano, punizione a favore del Friuli. È pronto ad entrare lo staff medico, anzi il ragazzo dice che va tutto bene, per fortuna. Si rialza subito, poteva fare molto male. Fa parte del calcio anche questo, il gioco pericoloso e dunque fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Si controllano le condizioni del ragazzo, che però sembra star bene. Molto volenteroso tra l'altro, dopo un colpo del genere fa finta di nulla e va avanti, si prosegue con il rinvio, con la battuta della punizione da parte di Bettin, che butta la palla in avanti e conquista con la battuta della sua punizione un calcio d'angolo a favore della propria squadra, il Friuli Venezia Giulia, che proprio col calcio d'angolo è riuscita, a seguito di un rimpallo, a segnare il gol dell'1-0. Adesso pronto alla battuta Brancati, il numero 5 Brancati, pronto a mettere la palla in mezzo, si disseta prima della battuta, chiama lo schema, la mette in mezzo, attenzione, colpo di testa, parte il tiro, ancora il numero 9, ma la palla è contrastata da parte del Veneto, che adesso rinvia la palla e adesso la rimessa laterale a favore del Veneto. Applausi da parte dei tifosi veneti che spingono i propri calciatori, ma il classico tifoso del Friuli Venezia Giulia cerca di portare avanti il tifo per la propria squadra. Ancora il Veneto con Darold la dà subito a Fanocchi la mette in mezzo, bellissimo, autogol! Ed è autogol da parte del Friuli Venezia Giulia, 1-1, disperato il calciatore del Friuli Venezia Giulia, un bel cross, questi cross sono molto pericolosi, purtroppo a piangere le conseguenze. Il calciatore del Friuli Venezia Giulia rincuorato però dai propri compagni. Gol del Veneto che pareggia, riesce a pareggiare questa partita. Dispiace per il ragazzo che ha compiuto un autogol. Sfortunato il ragazzo, il cross è stato veramente molto bello. Quindi ha avuto la sfortuna di effettuare un intervento maldestro che è andato a finire sulla propria porta, ma il ragazzo sicuramente si rifarà in occasioni successive. Adesso siamo quindi sull'1-1, effettivamente il Veneto aveva tentato di pareggiare nel corso ha fatto qualcosina in più nel secondo tempo, anche se i ritmi non sono stati altissimi. Però il Veneto, anche per le occasioni che ha avuto nel corso del primo tempo, con un gol sfiorato da parte dell'attaccante, ha meritato questo pareggio. Ancora il Veneto, parte il tiro strozzato, però da parte del numero 13 Mustafa. Mi sembra un risultato giusto, l'1-1, con una partita molto equilibrata, devo dire, con le due squadre che in certe fasi hanno risparmiato delle energie, dunque il pareggio sembra oggettivamente giusto, con il Veneto che l'ha trovato
con un autogol. Ancora il Veneto tenta la fase offensiva per raggiungere magari la vittoria. L'arbitro fischia un fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Altro cambio per il Veneto con Giasenelli che è pronto ad entrare al posto di Romanin. Entra Giasenelli dunque. Cambia il terzino sinistro da parte del Veneto. Quindi ulteriori forze fresche per la compagine veneta, che adesso potrebbe anche tentare l'assalto per un clamoroso 2-1. Ancora il Veneto, ancora il Friuli Venezia Giulia. Va il numero 16 Guerra, ma il Veneto va via in contropiede. Ottima la copertura difensiva da parte del Friuli Venezia Giulia. Adesso viene segnalato fuori gioco e quindi si ripartirà dal portiere. No, anzi, batte il difensore. La punizione a favore del Veneto, che è pronto a ripartire per un'altra azione offensiva. Lancio lungo a cercare Mustafa, rischia fallo però commesso da Mustafa, l'arbitro lo va a redarguire, quindi si ripartirà dal portiere del Friuli Venezia Giulia. Ecco un altro cambio per il Friuli Venezia Giulia, esce il numero 4 Bidoli, entra il numero 6 Bruni. Matteo Bruni del Trieste Victory, classe 2008, esce Bidoli, autore di una buona prestazione. E dunque si riparte con Bettin che è pronto a battere questa punizione con il rinvio verso l'area offensiva del Friuli Venezia Giulia, però il Veneto riesce a conquistare palla, la rimette in mezzo, fase piuttosto confusa. Ancora Mustafa a lottare, ma il contrasto è vincente per il Friuli Venezia Giulia, anche se la rimessa è a favore del Veneto con Gianeselli pronto a battere. Ancora Gianeselli, anticipato il Veneto, ma ancora muove Mustafa tenta il dribbling, Mustafa va in linea di fondo, aspetta l'arrivo di qualche suo compagno, tenta il tunnel, vuole l'angolo, ma è stata assegnata da parte dell'arbitro la rimessa dal fondo a favore del Friuli Venezia Giulia. Mustafa ha tentato un tunnel, forse un po' troppo, però sì, il campo è finito e dunque il Friuli adesso riparte dal basso con un rinvio bravissimo qui il numero 14 Nardo, che scambia con il proprio compagno. Ancora Nardo, una bellissima triangolazione da parte del Veneto con Darold la mette in mezzo, bella azione da parte del Veneto con diversi scambi. Ancora il Veneto con una rimessa laterale, è bellissima qui la giocata del numero 8 Fanocchi, un tocco di fino, una bellissima giocata con la palla che è andata in mezzo, ma contrastato dal giocatore del Friuli Venezia Giulia. Adesso proprio lo stesso Fanocchi batterà questo calcio d'angolo. Il Veneto prova l'assalto, prova a vincere questa partita con questo calcio d'angolo. La mette in mezzo, attenzione, sembrava quasi che la palla stesse andando verso la porta, ma l'ha bloccata il portiere friulano. Adesso il Veneto, dopo il rinvio da parte del portiere friulano, conquista una rimessa laterale. La partita, ricordiamo che dura 2 tempi da 40 minuti, quindi mancano all'incirca 10 minuti. Adesso si ripartirà
da un fallo a favore del Friuli Venezia Giulia. Batterà Fiorino, autore del momentaneo gol dell'1-0. Poi con il pareggio del Veneto siamo sull'1-1. Batte Fiorino, la palla sembra piuttosto agevole e lo è per il portiere veneto Diego Guolla, classe 2008. Va il Veneto che cerca di ripartire, ancora Mustafa bravissimo qui a prendere posizione, però rischia di allungarsi, ma effettivamente se la allunga con il numero 6 Bruni che rinvia il pallone e, come succede spesso qui ad Aragona, finisce fuori dalla struttura, quindi chissà quando sarà recuperato. Pronto il Veneto con l'ennesima azione offensiva, più Veneto che Friuli in questo secondo tempo decisamente, con anche delle manovre molto belle da vedere, ma adesso tenta il Friuli il contropiede con Volpatti che la gira verso Berardo, va ancora il calciatore friulano, lo scambio, però c'è il fallo da parte di Mognetti, quindi il Friuli a favore avrà il calcio di punizione a diversi metri dall'area di rigore. Probabilmente tenterà di metterlo in mezzo, anche se la difesa del Veneto sembra schierata bene. Tenterà sicuramente un cross il calciatore friulano, con i cross che hanno dato frutto a diversi gol quest'oggi. Palla spazzata da parte di Mustafa, ancora Grilac per Brancati, bravissimo qui Gianeselli, Simone Gianeselli a intercettare il pallone e evitare l'offensiva da parte del Friuli Venezia Giulia. Adesso una rimessa laterale del Friuli Venezia Giulia che tenterà una rimessa lunga, palla in mezzo, spizzata tentata da parte del Friuli Venezia Giulia, ma adesso magari potrebbe partire in contropiede il Veneto. Troppo lunga la palla per il numero 8 Panocchi, autore prima di una bellissima giocata. E adesso ulteriore rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia, rimessa lunga, ribattuta, ancora Mustafa, va via il calciatore del Veneto, il numero 11 Magnetti, va Magnetti, ancora la dà indietro per Tessariol, ancora per il proprio compagno che tenta di superare il cross in mezzo, bravissimo qui il difensore a sventare l'azione, qui butta via il pallone il calciatore friulano, poteva fare un'altra scelta decisamente, c'erano due suoi compagni in ottima posizione. Qui ancora il Friuli con Brancati, adesso con l'offensiva si fa a centrocampo, va indietro il Friuli tentando di ragionare con l'inserimento tentato, però brava qui la difesa veneta. Tenta adesso il lancio per Mustafa in ottima posizione, si lascia scavalcare dal pallone, la passa però riesce a passare la palla e tiro! Bravo qui il Veneto con una bella azione offensiva. Adesso c'è giù il numero 15 friulano Grilanc, palla fuori, gioco fermo, l'arbitro si va ad accertare delle condizioni del calciatore friulano e anche qualcosina da dire a Kevin Casanova. Vicino al gol con una bella azione. Adesso delle indicazioni da parte dell'allenatore Rosetto, allenatore veneto, ne approfitta anche
l'allenatore Randon del Friuli Venezia Giulia. E la partita adesso può ripartire, manca poco alla fine. Rinvio da parte del portiere del Friuli Venezia Giulia, brava qui la difesa veneta a sventare. Ancora il Friuli con Casanova, ancora Casanova, passa Mustafa, Mustafa tenta la giocata, non ci riesce però, riesce a conquistare il fallo laterale. Ulteriore cambio per il Veneto, esce il numero 19 Tessariol, entra il numero 15 Oliver. Ulteriori forze fresche, cambio anche per il Friuli, entra il numero 3 Bettini. Forze fresche dunque per il Friuli, esce il numero 8 Chezza, autore di un'ottima partita. Mancano all'incirca 5 minuti alla fine di questa partita, che ha visto una partita molto equilibrata tra due compagini che hanno lottato. Ovviamente la partita ha vissuto dei momenti un po' a rilento, partita molto forte, poi nel secondo tempo il Veneto è riuscito a pareggiare dopo il vantaggio del Friuli Venezia Giulia. Cross in mezzo da parte del Veneto, attenzione! Bravissima qui la difesa del Friuli a difendersi. Ancora tenta la giocata, però sbaglia adesso, quindi il Veneto riesce a conquistare la sfera con Fanocchi, che però la perde. Rinvio da parte del Friuli Venezia Giulia. Adesso il Veneto sembra averne di più, sbaglia però il rinvio il difensore del Veneto. Ottima prestazione del numero 8 di Fanocchi, autore di diverse ottime giocate, e di conseguenza poi il Veneto è riuscito a pareggiare questa partita. Ancora il Friuli, colpo di testa da parte del Friuli, ma adesso la palla è stata riconquistata dalla formazione veneta, che tenta di andare avanti ancora con Fanocchi, che la gira in maniera ottimale al 14, chiama la palla il portiere friulano, che la conquista, la blocca. Adesso cerca di far rifiatare i propri compagni che stanno subendo l'arrembaggio da parte del Veneto. Infatti è andato un po' in sofferenza negli ultimi minuti il Friuli, dato che ci crede di più il Veneto, crede di più alla vittoria. Il rinvio poderoso del portiere del Friuli, forse troppo, la palla va a finire fuori. E quindi rimessa laterale a favore del Veneto nelle fasi finali di questo match. Ancora il Friuli, la gira, non riesce a controllare la palla. Il Friuli Venezia Giulia, la stanchezza qui si fa sentire. Il numero 10 del Veneto Cordioli, certo numero per un difensore strano, il numero 10. Però andiamo avanti con questa partita che agli sgoccioli, mancano pochissimi minuti, protegge la palla il numero 10 Cordioli. Si ripartirà con l'invio a fondo da parte di Guolla. L'arbitro dà il via a questo rinvio dal fondo. La palla che arriva a centrocampo, colpo di testa da parte del Friuli, che adesso cerca di avanzare, non ci riesce. Allora va il numero 8, contrasto del Friuli, palla in mezzo, adesso controlla agevolmente
il Friuli che cerca di portare la palla avanti col passaggio sbagliato, ma la palla è ancora del Friuli con Brancati la dà verso il suo esterno che punta e riesce a superare il proprio avversario, che però riesce a controllare la sfera, rimessa laterale a favore del Veneto, con Gianeselli pronto a battere una rimessa laterale. Ancora Gianeselli batte la rimessa laterale, palla a centrocampo, rischia qui il fallo, ma si va avanti ancora col Veneto che si porta avanti con il proprio difensore, palla verso Mustafa con un bellissimo aggancio, punta al difensore che però con un ottimo tackle riesce a sventare l'occasione. Ottimo tackle di Bruni, concede la rimessa laterale, c'è un cambio per il Friuli Venezia Giulia, pronto ad entrare Camara, esce il numero 20 Volpatti che ha speso diversa energia in questa partita, ha dovuto fare a sportellate, adesso è pronto a subentrare Camara, classe 2009, Camara che proviene dal Trieste Victory. Ci saranno 6 minuti di recupero, quindi la partita sta per concludersi, recupero molto sostanzioso e generoso da parte dell'arbitro. Mustafa mette la palla in mezzo, c'è chi si lamenta di questo recupero, però ci godremo del buon calcio per altri 6 minuti. Rimessa laterale a favore del Veneto, con lo scambio tra i due giovanissimi, ancora riesce ad andare via il calciatore del Veneto, parte il tiro, ancora Mustafa cerca il dribbling, Mustafa, palla indietro, adesso sull'esterno, tenterà probabilmente il cross, invece no, sbaglia, ancora Brancati per Camara, vuole puntare, Camara però e deve superare due, difficilmente ci sarebbe riuscito, infatti non ci è riuscito. Ancora il numero 6 del Veneto, riparte il Veneto da dietro con il proprio portiere, palla verso i propri compagni, fase molto confusa, ne esce però vincente il Veneto grazie al passaggio di Mognetti, ancora il Veneto si spinge in avanti, però c'è il fallo da parte del Friuli Venezia Giulia. Adesso incaricato della battuta Darold. Non batterà Darold ma Gianeselli che si incarica della punizione, probabilmente la metterà in mezzo con una mischia in area di rigore. Palla in mezzo, Mustafa ha tentato il colpo di testa, non ci è riuscita, quindi si ripartirà con un rinvio dal fondo a favore del Friuli Venezia Giulia. Mancano pochissimi minuti alla fine, si va verso il pareggio, verso 1-1, proprio come la partita precedente, l'Under 15, finita 1-1. Tutti gol da calcio d'angolo praticamente, da fasi successive al calcio d'angolo. I cross sono stati decisivi in questa sfida, in quella precedente. Ma Camara, attenzione, Camara punta Camara, bravissimo qui Nardo del Veneto a contrastarlo. Camara sembra una pedina fondamentale degli ultimi minuti per il Friuli, con la sua velocità, con il suo dribbling, potrebbe creare dei fastigi in questi ultimissimi minuti alla formazione veneta, pronta a battere una rimessa fase laterale, se la prende comoda. Fiorino, autore del gol dell'1-0. Palla per Camara, cerca di proteggerla, molto bravo qui la difesa del Veneto. Rinvio verso l'11, attenzione, Mognetti bravissimo, anche se poi Casanova regala il pallone al Veneto.
va via, bravissimo qui il numero 6 Bruni, molto bravo anche qui Cordioli che spedisce la palla in rimessa dal fondo, altra rimessa dal fondo che sarà battuta da Bruni, rimessa laterale per il Friuli, i tifosi tifano, palla in mezzo, Camarà, stop bellissimo di Camarà, passa il tiro, ribattuto, sarà rimessa laterale sempre a favore del Friuli, bell'aggancio da parte di Camarà che ha tentato la conclusione, ribattuta dalla difesa del Veneto. Ancora l'offensiva del Friuli che tenta di non perdere il pallone, di conquistare qualcosa che riesce a conquistare. Ed è un'altra rimessa laterale, manca poco più di un minuto alla fine della partita. Bravo Camarà, attenzione Camarà! Bellissima parata da parte di Guolla. Camarà decisivo in questi ultimi minuti con i suoi guizzi, con la sua velocità, la sua tecnica ha sfiorato il gol. Bravissimo qui Diego Guolla, portiere classe 2008 che si è fatto valere con i piedi, parata con i piedi alla Garella, portiere del Napoli. Ancora il Friuli batte il calcio d'angolo corto, palla in mezzo ancora per Chitarro, sbaglia però, ancora il Friuli Venezia Giulia che sembra averne di più, senza sapere né leggere né scrivere, come si suol dire. Il numero 13 della Schiava spedisce la palla in rinvio dal fondo per evitare ogni rischio. Adesso è pronta la rimessa dal fondo per il Veneto, siamo alle fasi conclusive del match e fischia qui l'arbitro. 1-1.